Allora, rieccoci insieme, siamo anche sempre in collegamento con Matteo Sinigaglia, direttore del Fore, ma io volevo però entrare nello specifico con lei, dottor Baldo, perché ha coordinato questa ricerca. C'è un messaggio prima. Lo leggiamo. Buongiorno, fare formazione aziendale è fondamentale per le imprese. Chi non la applica è destinato a rimanere indietro e non fa crescere la propria azienda. La visione miope dell'imprenditore inadatto al ruolo. È un po' è anche un richiamo, no? Vuole rispondere lei, direttore? Ma, diciamo che questo telespettatore ha colto un aspetto fondamentale. Forse lamenta qualcosa. È importante investire all'interno, nella propria organizzazione, è altrettanto importante investire nella cultura sia imprenditoriale sia manageriale. Spesso noi assistiamo, supportiamo aziende nei passaggi generazionali perché evidentemente cambiano un po' anche quelli che sono i valori, diciamo, i giovani magari non sono più disposti, se vogliamo, in termini di tempo, di onerosità e anche da un certo punto di vista, se vogliamo, di investimento di paga oraria, a fare quello che magari facevano i propri nonni, i propri genitori e quant'altro. Ecco che anche lì l'imprenditore, la classe imprenditoriale deve essere in grado di cambiare, diciamo così, con altrettanta elasticità. Per cui nuove competenze per i lavoratori, ma nello stesso tempo anche nuove competenze per gli imprenditori. Sono assolutamente d'accordo con questo messaggio. Allora, che campione, che panel avete preso di riferimento per questa ricerca? Allora, noi abbiamo coinvolto 208 aziende. Lo spirito con cui svolgiamo queste ricerche, queste analisi, ci porta da una parte a raccogliere dei dati di carattere quantitativo, proprio per clusterizzare un po' i risultati, cioè dare una lettura un po' più coerente delle risposte che raccogliamo dai testimonial che andiamo ad intervistare. Dall'altra parte è ad adesione libera, quindi evidentemente diciamo che hanno partecipato circa 200 aziende, ma comunque rappresentative di come è strutturato il sistema produttivo padovano e veneto. Quindi cioè le domande sostanzialmente riguardavano la criticità nell'occupazione. Allora, noi abbiamo riprendo perché questa è la seconda parte della trasmissione, magari alcuni non ci hanno seguito all'inizio. Esatto, noi abbiamo fatto fondamentalmente 3 domande. La prima è quella di capire se l'azienda sta ricercando del personale, perché questo è il punto di partenza, è evidente. Allora, su questo già possiamo dire che l'83% di queste 208 aziende ha dichiarato che nei prossimi 6 mesi andrà ad inserire nuovo personale all'interno del proprio organico. Un trend in crescita rispetto all'anno scorso, segno che appunto anche il mercato del lavoro si è un po' rimesso in moto dopo gli anni della pandemia. Come diceva il dottor Sancio, c'è stato un miglioramento. Esatto. Dall'altra parte gli abbiamo chiesto perché stanno cercando del nuovo personale, perché anche questo non è banale. E allora diciamo il panel si è diviso in 3 macro aree. Quasi il 50% richiede personale in più proprio per far fronte agli ordinativi. Quello che si diceva, quindi una previsione di crescita che chiama nuovo personale ai diversi livelli da inserire. Circa un quarto, un 24%, cerca nuovo personale per far fronte al cosiddetto turnover, cioè persone che escono dall'azienda o escono dal mercato del lavoro, pensiamo ai vari pensionamenti eccetera, e che quindi deve essere sostituito semplicemente per mantenere la capacità operativa dell'organizzazione. Molto interessante è il restante quarto, perché la ricerca di nuovo personale non è legata semplicemente a una crescita quantitativa dell'azienda, cioè continuo a fare le stesse cose ma ne faccio di più, quindi mi servono più persone, ma è legata a una crescita qualitativa, o meglio a una trasformazione dell'organizzazione. Quel quarto di rispondenti ci chiede nuovo personale perché sta pensando a nuovi ruoli organizzativi, perché sono cambiati i processi, perché si è proprio trasformato il modello organizzativo dell'azienda e al proprio interno non trova quelle figure professionali, o meglio, quelle competenze che servono per portare avanti questa evoluzione dell'organizzazione. Perfetto, quindi cambiamento in essere, aumento di... fin qua ci siamo, è positivo, tutto positivo. Fin qui tutto positivo.
Arrivano i nodi. Arrivano i nodi, nel senso Qualcosa. di... abbiamo cercato di capire innanzitutto se questa domanda di professionalità, di competenze sia soddisfatta o no, ma la risposta è no, quasi il 90% ci dice stiamo cercando delle persone, delle professionalità che non troviamo sul mercato, perché non sono disponibili, perché la nostra richiesta è molto specifica. Ci sono appunto queste oggettive difficoltà, però la lettura che noi diamo a questi dati, che è di carattere qualitativo, si completa con quelli che sono i dati invece ufficiali, i dati quantitativi del sistema informativo regionale, Di una per buona esempio, assunzione. che ci dice che comunque il mercato del lavoro è in movimento e che c'è un buon bacino di persone in cerca di occupazione. Quindi si crea un po' questo paradosso che tecnicamente si chiama mismatching, dove c'è una domanda di professionalità in forte crescita che però è insoddisfatta, dall'altra abbiamo un bacino di cittadini, di popolazione che magari invece è in cerca di occupazione. Ma quello che è anche interessante capire, questi due blocchi si incontrano e poi si scartano in qualche modo, cioè ti faccio un colloquio, non ti reputo adatto perché ho bisogno di quella competenza, ti rimando a casa, tu insoddisfatto perché non hai trovato il lavoro e non hai la preparazione per poterlo prendere, io insoddisfatto perché non ho trovato chi cerco. Oppure manco si incrociano, perché c'è anche questo problema. Quello che a me ha colpito è di invocazioni di alcuni imprenditori quasi disperati attraverso dei media televisivi dicendo sto cercando 70 figure di questo tipo, non le avevano trovate, dopo l'invocazione mediatica improvvisamente 1500 colloqui e sono riusciti a trovare anche buona parte. Allora mi viene da dire, ma c'è un problema di incrocio domanda-offerta oppure andiamo più a fondo? Allora, il fenomeno in realtà è molto articolato, lavorandoci quotidianamente devo dire che ci sono tante situazioni diverse. Allora, un tema di mancato incrocio tra domanda e offerta, sì, c'è sicuramente. E là bisogna lavorare con i centri per l'impiego, con agenzie, eccetera, o la regione. Sì, allora diciamo che c'è un sistema pubblico-privato che già interviene pesantemente su questo. Però io vado un po' a problematizzare questo fenomeno, cioè il tema non è tanto legato alla figura professionale, questo è un po' sulla superficie, mi mancano figure in produzione, mi mancano figure di carattere impiegatizio, eccetera. Però andando un po' a scavare nei fabbisogni della singola impresa o del settore, scopriamo che la categoria figura professionale non è sufficiente per leggere la complessità della richiesta della singola azienda. Cioè anche quando l'azienda dice di quali figure professionali ti servono, un po' tutte. Questo in realtà nasconde il fatto che le competenze che vengono richieste dall'azienda sono di difficile reperimento, o meglio, i ruoli effettivamente agiti all'interno dell'organizzazione, cioè quello che si fa in azienda, in parte è determinato dal sapere tecnico, dal know-how, dal saper fare un lavoro, in parte però è anche determinato da come la persona è in grado di agire all'interno di un'organizzazione complessa, e dall'altro è legato a quanto la persona è capace, per esempio, di utilizzare gli strumenti digitali che oggi sono richiesti praticamente per qualsiasi mansione. E qui chiedo l'intervento del direttore, però, direttore Sinigaglia. Ma a questo punto mi viene da pensare, ma non è meglio partire da un presupposto diverso? Un attimo leggo un messaggio. Sono dipendente in un'azienda di 10 persone e mai mi è stata fatta della formazione. Come mai ci occupiamo di smaltimento rifiuti? Questo fa parte di tanti messaggi che ci arrivano spesso. Dopo rispondiamo. Mi chiedevo lei, direttore, ma non sarebbe meglio trovare delle figure che potenzialmente hanno delle capacità e poi subito formarle, perché sennò diventa un gatto che si morde la coda, quindi lavorare molto di più sulla formazione, cioè dire cerco una figura professionale con competenze di un certo tipo, generiche, e poi la formo subito. Sì. Quel mismatching, diciamo, a cui facevano riferimento sia il dottor Sancio che Roberto Baldo, nasce un po' da questo, cioè la necessità in realtà per le imprese di trovare quel set di competenze che ad oggi non sono ancora disponibili all'interno della propria azienda. Ma formale, dico l'azienda, formale. Assolutamente, questo è un tema, diciamo, fondamentale. Prima di questo avviene un altro elemento, se vogliamo più banale, ma è l'elemento cardine fondamentale,
che è appunto l'elemento dell'attrattività. E oggi dobbiamo, prima lei citava il fatto che magari alcuni imprenditori, sia dei servizi che del turismo, insomma, li abbiamo visti un po' tutti, lanciano il messaggio dal punto di vista mediatico, poi c'è un gran clamore e quindi arrivano le 1000-1500 candidature. Bene, quello in realtà è un tema essenziale. Perché? Perché spesso l'azienda, diciamo così, non riesce a veicolare nel modo opportuno il proprio messaggio. E quindi che cosa nasce? Nasce lo stereotipo, nel senso che oggi purtroppo viviamo ancora stando convinti che la produzione sia quella delle imprese degli anni 70. Oggi in realtà non è così. Oggi, appunto con l'avvento del digitale, appunto con un rinnovamento dei sistemi di automazione, ma anche con un'implementazione dei sistemi di welfare all'interno delle imprese, oggi le aziende, anche in fabbrica, anche in produzione, spesso e volentieri hanno dei sistemi di salubrità, hanno dei meccanismi di pulizia, voglio dire, a volte anche più avanzata di quella degli uffici, hanno un sistema, se vogliamo, anche di organizzazione del senso del lavoro che magari non era tipica di qualche generazione precedente. Ecco, questo elemento di attrattività, soprattutto nell'ambito manufatturiero, è un elemento cardine e quindi le aziende necessariamente devono cercare di puntare su degli elementi alternativi, che sono appunto la messa a disposizione di percorsi di formazione, ma anche di crescita. Oggi molte aziende attuano quello che è definito il career planning, diciamo, no? E quindi la possibilità di intraprendere un certo tipo di percorso e capire se sposando determinati progetti possono crescere in alcune, diciamo così, soluzioni, attività e quant'altro. E poi c'è un tema, direi, altrettanto fondamentale, sempre in un'ottica di attrattività, che è quella della valorizzazione del tempo. Il periodo del Covid, il lockdown, questo periodo, diciamo così, di smart working, se vogliamo, forzato, ci ha portato un'eredità, che è quella di valorizzare il tempo. Oggi il singolo dipendente, il singolo lavoratore capisce bene, non tanto che vuole stare più a casa, che vuole più smart working e quant'altro, ma vuole che la sua vita privata, a prescindere da quella familiare, sia in un certo qual modo valorizzata. E quindi uno dei grandi elementi che emerge anche da questa indagine è appunto la necessità, diciamo così, di riuscire a reclutare professionalità adeguate, ma nello stesso tempo a fianco dei percorsi di crescita. Una delle grandi richieste, diciamo così, che provengono, immaginiamo, insomma, dalle risorse, da queste candidature, è appunto una possibilità di conciliare quella che è vita professionale e vita privata. E la quindi qualità. Da lì, diciamo, tutti i vari meccanismi, esatto, di smart working, di qualità di vita, di un abbinamento efficace, diciamo così, di quelle che sono le varie situazioni non solo professionali e quant'altro. Chiaro. Dottor Sancio, a questo proposito lei rappresenta appunto le aziende, ma le aziende hanno capito che il mondo del lavoro è improvvisamente, molto repentinamente, non è passato un decennio, è cambiato, che le persone sono cambiate, quindi deve cambiare l'ambiente stesso di lavoro, che certe posizioni stanno strette, che certi meccanismi non vanno più, che si parla di qualità anche di vita complessiva. Anche nel nostro nord-est, dove si guardava solo al lavoro al libitum. Certamente sì, le aziende queste cose le hanno capite, le vivono quotidianamente e quindi... Si sono posti questo problema. Sì, perché... ma il problema se lo pongono, lo affrontano e cercano di gestirlo tutti i giorni, ma se mi permette solo una battuta rispetto a quello che diceva prima anche il direttore di Forema sull'attrattività. Che io estenderei non solo a un tema di attrattività di impresa e a saper raccontare meglio come sono le nostre aziende, perché veramente poi a visitarle molte sono dei veri e propri gioielli e non poche, non soltanto quella nel nostro immaginario, la multinazionale, ma ci sono bellissime realtà locali in cui l'ambiente di lavoro è un piacere anche da poter vivere, basta soltanto andarle a visitare e conoscere. Il nostro però è un problema di attrattività del territorio, perché noi abbiamo comunque città e territori che sono caratterizzati da piccole, medie realtà, mentre tende ancora molto a far richiamo
il lavoro all'estero piuttosto che nei grandi centri urbani, quali possono essere Milano, possono essere Bologna, possono essere altri centri in Italia. E noi abbiamo da ormai un po' di anni una difficoltà che è quella di collocare i nostri laureati nelle nostre aziende. Cioè noi sforniamo professionalità, lavoratori, persone con una professionalità che però poi vanno a cercarsi il lavoro altrove perché pensano che altri territori possano essere più interessanti per le loro carriere, per le loro opportunità. Quindi dobbiamo secondo me imparare a raccontarci le aziende e a raccontarci i territori e magari a pensare come poter essere più interessanti per mantenere questa forza lavoro, che peraltro non è compensata da arrivi da fuori, cioè tendenzialmente è a perdere. Quello che diceva poi adesso Matteo, il problema del cambiamento anche della percezione del lavoro, questo il Covid è stato un acceleratore di un processo che probabilmente era anche già iniziato, ma se fino a qualche anno fa le persone vivevano il lavoro come uno scopo, come un obiettivo anche per guadagnare e potersi permettere poi di fare determinate cose finito il lavoro, e quindi rimandavano dopo la pensione l'esaudimento dei propri desideri, dei propri interessi, dei propri hobby. Adesso questo invece non è più così. Ora le persone vogliono subito iniziare già a trovare il giusto equilibrio tra l'attività lavorativa e il proprio tempo libero. E questo impatta non soltanto in termini di smart working, poi noi quando parliamo di smart working parliamo di una realtà che è ancora strettamente legata al lavoro impiegatizio, certo, sì, ma noi abbiamo sì, anche molto manifatturiero ancora manodopera, che vediamo non è più sensibile al richiamo del lavoro straordinario. Una volta si contrattualizzava: quanto straordinario mi fai fare? Perché lo voglio fare. 20 ore al mese, scriviamolo che lo faccio, perché mi consente di avere una busta paga più pesante. Adesso lavorare di notte, fare straordinario, invece sono cose che tendono un po' a spaventare, dire no, ma perché poi questo mi va a impattare sul fine settimana. Il mio non è un giudizio, cioè lontano da me, è proprio una realtà che ci viene rappresentata. La prima cosa che molti chiedono in sede di colloquio è: ma fate straordinario, ma fate lavoro notturno, come siete organizzati? Perché altrimenti ci pensano. Assolutamente. No, ma poi tra l'altro basta fare un confronto, siamo in Europa, è inutile dirlo e negarlo, c'è la fuga di tanti all'estero, per carità. Hai la Germania qui vicina che ti offre stipendi molto alti anche per figure di livello tecnico o operaio, minore ore di lavoro, perché alle 5:30 loro chiudono gli uffici e non c'è più nessuno che va a lavorare, tanti giorni di vacanza. Per cui puoi andare a farti le vacanze in Italia come tanti tedeschi piace, con un buon potere di acquisto perché hai un forte busta paga che ti consente e con tanti giorni di disponibilità eccetera. C'è una qualità di vita anche per i giovani molto interessante che una volta non era così, ma adesso c'è. E hanno imparato a godersi la vita anche loro, che diciamo i tedeschi in realtà sono cambiati, per cui in confronto se uno va a Berlino anziché a Monaco, anziché da qualche altra parte, si rende conto che c'è qualche cosa che da noi non va. Riflettiamo su questo, però io devo correre in pubblicità, poi torniamo ancora insieme e ridò la parola anche al dottor Baldo per la ricerca, perché ne sono emersi altri dati a proposito di scarsa attrattività delle nostre aziende, anche per i giovani, ma non solo, anche per le grandi dimissioni di over 50. Tra poco.